Buongiorno cari amici, benvenuti a questo incontro delle Sibille interattive chiacchierine col vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dal titolo della mascherina, che mi preme dirlo, è molto carina, vedete che ci sono questi due vasche di pesci, cioè uno con tanti pesci e si vede un pesciolino saltare fuori e va nell'altro, almeno tenta di andare nell'altra vaschetta. Questo già sta a indicare un po' anche il tema, se c'è un cambiamento in atto per te. Quindi useremo le sibille iterative per cercare di indagare in questa situazione un po' particolare che tutti gli italiani stanno vivendo, e se anche che questo periodo vibrazionale molto particolare sta cercando di dirti qualcosa per darti un cambiamento. Però prima di iniziare, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi nel canale di Ildegard Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Vi ricordo che in Telegram alle 20:30 ogni lunedì Ildegard Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito e si possono iscrivere tutti. Siamo già più di 160 iscritti. Bene, allora iniziamo con le nostre sibille chiacchierine, diamo una bella mischiatina così che i tre mazzetti siano proprio neutri e concentriamoci proprio sulla domanda. Cerchiamo di concentrarci sulla domanda se c'è un cambiamento per te. Quindi mischio ancora e via. Partiamo subito con tre mazzetti. Primo mazzetto, secondo mazzetto e terzo mazzetto. Quindi concentratevi bene, metteteli in un posto tranquillo, primo mazzetto, secondo mazzetto, terzo mazzetto. 3, 2, 1. Eventualmente fermate anche il video, rilassatevi, respirate profondamente. Alla domanda c'è un cambiamento per te. 1, 2, 3. Bene, prendiamo il mazzetto numero 2, spostiamo un pochettino gli altri mazzetti e vediamo se c'è un cambiamento per te. Cambiamento su quelli: morte, speranza, costanza, militare e conversazione. Insomma, alla domanda se c'è un cambiamento per te, si vede subito che la partenza, il cambiamento c'è, e come forte. C'è questa speranza in questo cambiamento. Vediamo che con la speranza e con tanta forza fisica e anche intelligenza di strategia, alla fine ci sarà gioia e serenità. Quindi alla domanda, e quel pesciolino lì, molto probabilmente sei proprio tu che stai cercando di saltare fuori dal gruppo, fuori dalle pecore, ma in questo caso qua è una vaschetta di pesce. Non ci poteva essere inizio migliore che morte, morte che sta a indicare uno squilibrio, un cambiamento voluto e la speranza di cambiare. Questo periodo quindi tu la stai vivendo come un buttarti alle spalle un periodo che non ti piaceva e cercare con la costanza e la strategia militare di arrivare a qualcosa di veramente positivo. E le carte parlano chiaro. Queste sibille qua, questa stesa qui, non vuol dire altro che il cambiamento c'è, e anche molto importante, e con costanza avrai la riuscita. Bene, vediamo il secondo mazzetto delle sibille chiacchierine. Leggerezza, pensiero, ammalato, delirante e denaro. Qui invece vediamo un po' che questo periodo ti lascia un pochettino, prima di tutto l'hai preso come troppo leggero, troppo imprudente, e ti ha lasciato dei pensieri, quindi sei un po' abbattuto moralmente e alcune volte diciamo che sei stato un po' contrariato. Quindi qui vediamo l'ammalato che vuole guarire, però purtroppo vedete che ci sono due personaggi che stanno intorno, ma alla fine diciamo che anche se sei partito con un po' di imprudenza e ti ha lasciato dei pensieri, quindi ti ha portato questo periodo un attimino di insomma pesante, c'è abbattimento morale qui, quindi chiaramente questo pensiero e abbattimento morale e leggerezza questo periodo ha pesato molto su di te, però attenzione che ci sono delle persone vicino a te
che ti stanno un attimino frenando e facendoti passare per foglie. Però alla fine vedo che sebbene la cosa non, diciamo che non è partita con le migliori auspici, porterà a qualcosa di vantaggioso. Quindi questo travaglio che c'è qui in ammalato alla fine sconfiggerà i deliranti e porterà a qualcosa di positivo. Sicuramente sei partita troppo leggero con i pensieri. Quindi anche con la seconda stesa direi che il travaglio è molto più duro, ci sarà un periodo molto impegnativo con pensiero, ma alla fine riuscirai a, in un certo senso, restare stabile anche a livello finanziario, quindi questo periodo porterà anche a te dei vantaggi. Certamente è molto travagliato, molti alti e bassi, pensieri e momenti di esaltazione e di euforia, ma anche grandi cadute qua. Ma alla fine spunterà la carta buona, la carta del matrimonio vantaggioso. Quindi anche questo periodo qui sarà un sali-scendi, montagne russe, ma alla fine qualcosina in fondo al tunnel si vedrà di buono. Certamente non è come il primo mazzetto. Vediamo il terzo mazzetto. Prigione, giovane fanciulla, mercante, Imeneo e omaggi preziosi. Allora ripeto qui, mettiamo bene a favore di camera: prigione, giovane fanciulla, mercante, Imeneo e omaggi preziosi. Allora qui invece vediamo totalmente un altro tipo di personaggio, un altro tipo di stesa. Vediamo che questo periodo qui ti sta portando dei blocchi e sei un attimino in afflizione, in pensieri. Però vediamo anche la persona calcolatrice, vediamo che quindi c'è qualcuno che sta facendo grandi pensieri, progetti, però c'è questo blocco iniziale. Diciamo che questo periodo qui, come tanti, ha bloccato, ha in un certo senso messo i bastoni fra le ruote. Però a un certo punto, in questo periodo, vediamo che c'è un cambiamento tremendo e questo mercante molto probabilmente farà un cambio di rotta nella tua vita, questo modo di pensare farà un cambio di rotta e da quel momento lì farai buoni affari in tutto, anche a livello sentimentale. E vedete qui omaggi preziosi, quindi qui vedete c'è nella dicitura qui c'è consigli e ostacoli, però visto che abbiamo buoni affari, beneficio, che l'Imeneo è una delle carte migliori delle Sibille, si presuppone che alla fine sei partita o siete partiti molto in difficoltà, col freno tirato a mano, e con l'evolversi della situazione il cambiamento c'è e porta solamente alla fine benefici. Da metà di questo periodo in avanti vedo che la tua situazione sarà nettamente col vento a favore. Quindi questo blocco che c'è di partenza, che più o meno hanno tutti, alla fine si dissolverà a metà percorso, perché ci sarà questa persona un pochettino calcolatrice che ribalterà le situazioni e le porterà nettamente a tuo vantaggio. Quindi anche qui sono delle carte con la salita all'inizio ma con la discesa alla fine. Quindi cari amici, il vostro Marietto Veneziano ha finito queste piccole Sibille interattive con il tema C'è un cambiamento per te. Vi ricordo di guardare bene i pesciolini che saltano da una parte all'altra e vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di The Guardian Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!